Cari amici, ben ritrovati in una nuova puntata di Eventi del Territorio, Primavera in Festa, secondo weekend qui a Roncade, con noi ai nostri microfoni il sempre presente amico Paolo, presidente proprio di Roncade. Ben ritrovato Paolo, ben è un piacere averti qui con noi. Grazie. Raccontaci di questo successo enorme, di questa bellissima manifestazione. Allora, questa è una manifestazione oramai che portiamo avanti da parecchi anni, è la festa dell'artigianato locale. Quindi artigiani del territorio roncadese che si ritrovano sotto questa tensostruttura per le vie del paese a raccontare la loro arte, il loro lavoro. È molto sentita dalla gente perché accanto alle famiglie sono presenti anche proprio coloro che lavorano, ecco, quindi è per loro. Oggi, questa domenica, si festeggia, si continua con la Primavera in Festa. La scorsa settimana avevamo il Radicchio Verdon, oggi la Fiera dell'Artigianato, dove siamo andati a premiare delle aziende qui roncadesi con i loro 50 anni di attività, punto di riferimento per tutta la comunità, ma si festeggia proprio l'artigianato, la professionalità e la voglia di portare avanti il fare. È un ringraziamento per l'ospitalità, siamo stati accolti in maniera meravigliosa, abbiamo trovato un'amministrazione, un sindaco, persone stupende, persone accoglienti, persone generose e ho visto persone molto attente al proprio territorio, cosa che oggi è di particolare importanza per un amministratore. I volontari della Proloco sono presenti anche a questa manifestazione, sia vendendo il nostro prodotto, il Radicchio Verdon, e sia anche proprio organizzando il tutto. Come sempre i volontari sono l'anima di queste feste. Abbiamo anche siglato il patto di amicizia con il sindaco e con la giunta di Popoli Terme. Popoli Terme, comune abruzzese che con noi ha una caratteristica in comune. È terra di grandi inventori. Noi qui a Roncade abbiamo il grande inventore Menon che ha creato la prima vetturetta in Italia, e loro in comune che cosa hanno con noi? Corradino d'Ascanio, inventore della mitica Vespa, conosciuta in tutto il mondo, e anche lui fautore di tanti brevetti che abbiamo e che utilizziamo tutti noi oggi. Il progetto che dobbiamo avere è quello di ampliare i nostri confini, far conoscere le nostre bellezze. L'Italia è bella tutta. Quindi unire le forze per far conoscere i nostri territori credo che sia l'auspicio e il progetto che dobbiamo avere in mente tutti noi amministratori. Paolo, ormai questa edizione volge al termine, noi naturalmente ci diamo appuntamento per le altre manifestazioni, ma a te un invito per il territorio, per i telespettatori, a invitarli qui a Roncade. A Roncade la vita è bella, si vive con calma, con tranquillità. Oltre alle manifestazioni ci sono dei bellissimi posti da poter visitare, vuoi il castello di Roncade, vuoi la chiesa antica di San Cipriano. Tenetevi aggiornati sulla pagina Facebook della Proloco di Roncade e vedrete che ci sono manifestazioni, ne abbiamo quasi una al mese. Un ringraziamento va alla Proloco e a tutti i volontari che si danno da fare per rendere grandi queste iniziative, ed ora andiamo tutti a visitare la nostra fiera dell'artigianato assieme ai nostri amici di Popoli Terme.
patto d'amicizia non deve essere solo la firma e fermarsi là, ci deve essere un rapporto continuo, una collaborazione continua, un progetto anche a lungo termine, ma che prevede collaborazione in tutti i sensi, a livello associazionistico, a livello culturale, perché ognuno di noi ha delle peculiarità ed è giusto intercambiarcele. E oggi diamo il via a questo percorso che ci porterà dove ci porterà, ma sicuramente la parte positiva. Paolo, noi ti ringraziamo nuovamente dell'invito, dell'accoglienza che ci hai dato, e adesso andiamo a mangiare un buon risotto a radicchio. Certamente, fatto dai soci della Prolotto. Esattamente, quindi vi aspettiamo anche voi qui a degustare sotto la tensostruttura un buon risotto e a comprare una cassettina di radicchio. Noi ci vediamo alla prossima puntata e vi auguriamo una buona giornata. Yeah.